Veneto è una delle regioni più avanzate, quindi sia nel riciclo che nel riuso. La sfida nazionale è su modelli, partendo dai modelli come quello veneto, come quello lombardo, anche come quello del nord Italia, è quello di diffonderlo a livello nazionale prima di tutto e poi trovare anche l'equilibrio rispetto alle direttive europee o ai regolamenti a seconda dello strumento tra riciclo e riuso, perché noi abbiamo anche un'economia molto particolare sviluppata sul fronte agricolo e quindi sul food come ultima catena di produzione e pertanto alcune valutazioni di riuso non sono compatibili probabilmente anche con il tipo del prodotto e che quindi è anche con questo punto la salubrità. Si tratta di trovare, è una sfida che ha lo Stato, che hanno le regioni e i vari consorzi a livello locale, ma è una sfida delle imprese, del nostro sistema economico. Si parla spesso di comunità energetica, a che punto siamo su quel fronte a livello di Veneto ma anche a livello nazionale? Allora, io sto per emanare il decreto, dico sto perché sono in Veneto, devo andare a Roma e quindi diciamo pure che in brevissimo tempo ci sarà il decreto con le istruzioni, con le modalità. È una sfida culturale quella delle comunità energetiche, è quello di essere contemporaneamente produttori e consumatori, quindi confidiamo molto, investiamo anche molto, perché vorrei dire sulle comunità energetiche noi investiamo 5 miliardi e 700 milioni. Allora, la sfida dell'idrogeno è una sfida del futuro, l'idrogeno è l'elemento al mondo più diffuso. Le modalità sia di ricerca nella sicurezza dell'utilizzo, ricordiamoci che l'idrogeno è inodore, incolore, ha tutta una serie di caratteristiche molto particolari, sia su quello che sarà la sfida del futuro per l'energia pulita, perché abbiamo cominciato a parlare di aria, se noi non andiamo alle rinnovabili, all'idrogeno e io dico al nucleare sicuro, non risolviamo la questione dell'aria e delle polveri sottili. Sull'idrogeno grandi operazioni dovranno essere fatte anche nel rapporto con l'estero, che automaticamente ha i tubi che passano da questi territori. Ma l'abbiamo già spiegato anche adesso, ma comunque ve lo dico in poche parole. Noi raccogliamo la merce che vediamo, il rifiuto che vediamo che è buono, che è riutilizzabile, con l'aiuto dei tecnici delle scuole Galileo e di Suor Barbara e gli diamo nuova vita. Tutti possono venire a prenderlo senza costi per niente, ne mettiamo tutto a disposizione gratuitamente. Vogliamo solo che venga recuperato, che venga utilizzato, che venga data la possibilità anche a chi ha meno di usufruire di qualche bene che forse non se lo sarebbe mai permesso. Come è nata l'intuizione di questo progetto e di questo riuso? Ma ogni volta che andiamo, io vado spesso al CAR assieme al direttore e a tutti gli altri, andiamo a vedere tante cose che potevano servire a tanta gente, abbiamo detto dobbiamo trovare la soluzione. E ci abbiamo pensato, grazie al lockdown abbiamo avuto tempo anche di pensare e quindi siamo arrivati a questo punto. In tema di riuso, state già pensando a qualche ulteriore iniziativa? Le iniziative, guardi, è un vulcano, purtroppo non siamo abituati a star fermi, non so se la nostra natura, se sono le colline del Prosecco che ci danno la mano o il Prosecco stesso, però non saremo mai fermi, è la nostra indole. Ma sicuramente un salto in avanti da parte di tutti. Savona era arrivata al vertice per quanto riguarda la raccolta differenziata, il riciclo del materiale, adesso facciamo un step successivo, il riuso del materiale. Siamo nel mitico nord-est dove c'è anche tanta gente che si disfa di tanto materiale che è ancora in buono stato, lo trovavamo all'interno dei nostri ecocentri ed era destinato ad essere distrutto. Ci è venuta questa idea di poterlo riutilizzare. Quindi mettiamo in contatto tutte quelle persone che hanno di più, che hanno materiale ancora buono ma vogliono disfarsene perché magari comprano l'ultima novità che esce, penso a Natale, a Pasqua con tutti i regali e chiaramente tanto materiale viene gettato via. Ecco, mettiamo in comunicazione tutte quelle persone che hanno di più con tutte quelle persone che hanno invece bisogno di questo materiale. Savona si mette nel mezzo e si fa aiutare da tutte le associazioni del territorio
abbiamo anche le scuole con i ragazzi che fanno attività didattica e che ci aiutano a riparare questo materiale qualora questo materiale ne abbia bisogno. Questo materiale viene catalogato, viene immagazzinato e poi attraverso un regolamento molto semplice viene dato alle persone che ne hanno necessità ma che soprattutto ne hanno bisogno. Ma io lo vedo sotto due componenti principali. La componente ambientale perché portiamo molto materiale, molto meno materiale in discarica, quindi molto meno materiale viene distrutto, quindi l'ambiente viene rispettato. E poi abbiamo il profilo sociale perché aiutiamo tutte quelle persone, e sono tante, che in questo momento hanno bisogno. È un progetto partito da lontano, ancora nel 2022, con l'obiettivo di dare una nuova vita al rifiuto che noi raccogliamo nei nostri centri, perché abbiamo visto che parte di questo rifiuto poteva essere anche destinato a famiglie, a persone magari in difficoltà. Quindi introdurre anche nel nostro territorio questa cultura del riuso. È un progetto ambizioso che non coinvolge solo Savno, ma coinvolge anche associazioni del territorio, abbiamo visto scuole e anche Legambiente e Utilitalia. È stato fatto un riferimento anche alle comunità energetiche. A che punto siamo nel nostro territorio? Allora, siamo in una fase iniziale di studio, ma è sicuramente un'altra strada che Savno e come Consiglio di Bacino vorremmo intraprendere, perché siamo sempre all'interno della tutela dell'ambiente, quindi con il recupero e la produzione di energia pulita.